Devo dire che vi do un numero. Dobbiamo mettere in atto tutti i comportamenti individuali ed organizzativi come se il virus stesse ancora bussando alla nostra porta. È realista e perentorio il direttore generale dell'azienda USL 6 Euganea, Domenico Scivetta, quando, raccomandando di non abbassare la guardia, conclude la videoconferenza di bilancio della situazione Covid-19 nel territorio euganeo, che risulta estremamente positivo. Tutte le realtà ospedaliere della provincia padovana nella terza settimana di giugno, ultima di primavera, risultano Covid-free, ovvero senza più pazienti infettati dalla pandemia che dal 21 febbraio ad oggi ha imperversato pesantemente nella realtà euganea e veneta. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono stati quasi 181.500 i tamponi effettuati, più i cosiddetti kit rapidi, o gergalmente parlando le saponette, arrivati a quota 29.570. Come ha spiegato Lorena Gottardello, responsabile del piano di sanità pubblica dell'azienda USL 6 Euganea concordato con la Regione Veneto, quasi 16.000 sono stati gli esami effettuati nelle case di riposo, 34.500 ai dipendenti dell'azienda euganea. Lo screening, ovvero l'indagine epidemiologica, ha consentito di estendere le verifiche a farmacisti e forze dell'ordine, circa 4.400 operatori, contemplando in quest'ultimo caso anche gli agenti di polizia penitenziaria, circa 650, più quasi 800 detenuti della casa circondariale e di reclusione del Due Palazzi. I risultati sono stati più che incoraggianti, visto il non riscontro di casi di positività, anche se rimane la prassi di effettuare il tampone a tutti i nuovi arrivati negli istituti di pena con l'isolamento precauzionale di 14 giorni. E veniamo alle case di riposo. Nei mesi di marzo ed aprile autentici focolai di infezione, diventati anche oggetto di polemiche politiche. A tutt'oggi sono ridotti a 7 i casi sotto osservazione, 6 a Bovolenta ed 1 all'IRA, Istituto di riposo per anziani di Padova città, anche se è stato spiegato si tratta di situazioni storiche, ovvero più che conosciute e controllate, tra cui alcuni positivizzati ma blandi, vale a dire niente casi disperati. Situazione fluida infine nei centri diurni per disabili, una quindicina nella sola area euganea, ma senza criticità. 3 tamponi per persona ed oltre 4 per operatori è stata la media dell'indagine epidemiologica dell'USL Euganea, che ha consentito non soltanto di mappare le categorie a rischio, ma di monitorare un campione esauriente di popolazione del territorio. Al di là della soddisfazione per questi numeri, il monito, legato all'attuale fase di riaperture, riguarda l'urgenza di non disperdere la memoria della fase 1, la più drammatica e critica dell'emergenza sanitaria. In altre parole, è giusto dare spazio all'ottimismo, ma con prudenza ed attenzione. Non è da considerare, è da considerare ormai guarito.